dei cippi messi nelle nuove rotonde di Viale Venezia, in cui c'è scritto Udine capitale del Friuli. Allora, a me più che esortazioni o constatazioni mi sembrano cippi commemorativi. Io penso che Udine in questo momento non stia minimamente svolgendo il ruolo di capitale del Friuli. Allora noi dobbiamo smetterla di riempirci la bocca di frasi fatte e di esercitare a volte anche quelle potenzialità che avremo in un momento storico come quello del Recovery Fund. Udine presenta dei progetti che non stanno nelle tempistiche del Recovery Fund, che non tratteggiano minimamente un'area vasta e che quindi non rispondono a un'esigenza di questo tipo, ma soprattutto Udine città è tanto più importante se insieme alla sua cintura cittadina arriva a 200.000 abitanti, è tanto più importante se con il territorio friulano arriva quasi a 500.000 di abitanti. Il sindaco di Udine ha sentito una volta i suoi colleghi, ha aperto un dibattito sul futuro del territorio con dentro la città e con il ruolo che può svolgere la città? Non ci risulta. Non ci risulta neanche che sia stata coinvolta l'università. Il Recovery Fund tratteggia il futuro anche di questa regione. E all'interno del futuro di questa regione, che ruolo svolge quest'area fondamentale? Che, come ricordava la collega Santoro, con le sue zone industriali, ZIU e ZIA, in teoria è la più grande area manifatturiera della regione. Che ruolo svolge? Con che prospettive? Siamo capaci di diventare una città di servizi dove si insegna l'ICT, ma mettiamo in campo le possibilità perché si faccia. Ci rendiamo conto che c'è un asse legato al trasporto via ferro che si sta creando in maniera forte tra Ponte Rosso, San Vito al Tagliamento, Pordenone e direttamente il porto di Trieste. E se si crea un asse via gomma che parte dalla Cimpello Sequalis e arriva alla Pedemontana Veneta, rischiamo di avere il territorio del Friuli centrale completamente bypassato. Io penso che quell'opera novecentesca che squarcia il territorio non vada fatta. Ma la domanda è un'altra. Le imprese che vorranno insediarsi da qui in avanti, anche quelle ad alta tecnologia, ragioneranno sulle migliori condizioni possibili in termini infrastrutturali e in termini di precondizioni. Rischiamo che scelgano sempre e comunque di insediarsi altrove. Io penso che sia un problema che la classe dirigente, in questo caso non solo il sindaco, tutta la classe dirigente di questo territorio dovrebbe cominciare ad assumersi, dovrebbe cominciare a dire che prospettive e che visione ha per il Friuli del 2030, a partire da concretezza sul recovery plan, che guardate, lo dico sperando di sbagliarmi, se parliamo di recovery plan porterà a casa solo le risorse pensate non dalla giunta regionale, ma dall'autorità portuale di Trieste, che per tempo e con capacità di visione ha messo in campo delle idee. Io credo che tutta la classe dirigente e all'interno di quel contesto la cittadina debba svolgere un ruolo che in questo momento non vediamo, di cui crediamo sia colpevole questa amministrazione cittadina, e però l'appello che facciamo è a tutta la classe dirigente, alla classe accademica, all'Ateneo, a pensare e a ripensare velocemente il futuro del Friuli centrale e le prospettive di quest'area.